devo esprimere il mio sincero ringraziamento a Sabine, perché tutte le volte che mi propone delle occasioni di confronto sul piano scientifico, culturale, ha sempre l'amabilità di pensare alla condivisione tra istituzioni diverse, tra personalità straordinarie di diversi ambiti disciplinari. E questo in qualche modo corrisponde anche alla missione da sempre dell'Accademia Nazionale di San Luca. Basti pensare, e mi auguro che nei ritagli di tempo del convegno riuscirete anche a vedere, c'è attualmente in corso una mostra dedicata ai rapporti Roma-Parigi, per capire come l'Accademia di San Luca sia stata sempre elemento propulsivo e propositivo a livello internazionale, e in particolare abbiamo cominciato con questa sezione dedicata ai rapporti con Parigi. Voi sapete che dal 1648 per l'istituzione dell'Académie des Peintres et des Sculpteurs, il Re Sole in qualche modo vuole che gli artisti, prima gli scultori e gli artisti, facciano riferimento all'Accademia di San Luca, più tardi, attorno agli anni 70, anche gli architetti. Quindi è un modo per ricostruire, diciamo, la centralità, ma non per stabilire primazie, ma semplicemente la centralità del modello di riferimento dell'Accademia Nazionale di San Luca nei confronti delle accademie, come avverrà anche con l'Accademia di San Fernando a Madrid. Ecco, quindi questo è un modo di ricollocare l'Accademia rispetto al sonno in cui per troppo tempo è sempre stata, all'interno di istituzioni straordinarie, come Sabine ci sta aiutando a fare. Ma soprattutto anche diciamo, ci aiuta a uscire dalla stretta dall'ortus conclusus della specificità disciplinare. Qui dalla fine del Cinquecento, in nome dell'equa potestas, forse memoria delle riflessioni di Benedetto Varchi sulla primazia tra pittura, scultura e architettura, si è sempre pensato a una sorta di dimensione paritaria, ecco, ma assolutamente cercando di rivendicare la chiusura di questo ortus concluso, cercando di sottolineare la specificità, l'autonomia e la singolarità, ecco, senza troppo guardare alle necessità di incursioni in ambiti disciplinari diversi. Ecco, è quello che stiamo cercando di fare attualmente con l'Accademia di San Luca, di aprire ad altre discipline. È paradossale che all'inizio del nuovo millennio ancora accademici siano soltanto pittori, scultori, architetti e storici, e non per esempio, e venga escluso il mondo della fotografia, il mondo dell'audiovisivo, il mondo della cinematografia, del design stesso. Ecco, e in questo allora anche questi incontri ci danno la possibilità, fermo restando che si tratta di altre questioni, però ci danno la possibilità di confrontarci con specifici diversi. In particolare ricordo che uno degli ultimi incontri con Sabine, con lo stimolo del 500° anno dell'Orlando Furioso, il 1516 almeno è la prima uscita ferrarese rispetto alle successive due uscite, ecco, segnalavo l'importanza di coinvolgere anche la letteratura, e ho trovato porte aperte, perché non solo nel programma sono contemplate il Tasso, di Torquato Tasso, eccetera, ma addirittura si pensava anche di poter far diventare questo incontro una sorta di filiera che desse la possibilità per ulteriori approfondimenti. E mi è capitato allora, e ve lo segnalo, uno scritto bellissimo di un geografo, di Franco Farinelli, una persona straordinaria, che ricordando come le 27 carte tolemaiche vengono ripubblicate nel 1479 a Firenze da Francesco Berlinghieri, in qualche modo parla di questa possibilità di, attraverso un termine che non avevo mai sentito indicare, attraverso l'idea della disparazione. In genere per disparazione si intende, diciamo, lo scarto che c'è tra la visione dell'occhio sinistro e la visione dell'occhio destro, e quindi la collimazione che il cervello fa perché la visione sia unitaria, quello che si diceva la visione binoculare ai tempi delle vedute canalettiane, soprattutto di quelle inglesi. Ecco, allora, attraverso questa lettura approfondita della disparazione, Farinelli sottolinea la diversità tra il cogliere attraverso la vista e il cogliere attraverso il tatto. Allora pensa addirittura agli albori, alla prospettiva brunelleschiana, all'ospedale degli innocenti, e ricostruisce una sorta di diversità nella percezione, nella fruizione anche dell'idea della classicità. Questo mi ha sollevato, mi ha fatto credere che ce la faremo ad aprire ulteriormente, con tutti gli incontri che Pfister e Sabine decideranno di fare, ma a tornare
con discipline anche molto distanti alla nostra Accademia di San Luca. E Farinelli conclude dicendo: solo adesso ci siamo accorti, come nella lettera rubata kafkiana, che la cosa era lì a portata di mano ma nessuno voleva vederla, perché in realtà il negromante che tiene prigioniero sui Pirenei la personalità così straordinaria, il protagonista appunto dell'Orlando Furioso, in realtà ha in mano probabilmente l'Atlante stesso. Nessuno vuole scoprire che si tratta dello stesso Atlante, che è quello che permette la ricongiunzione e la ricostruzione dell'intero mondo. Grazie, tolgo il disturbo e lascio la parola a Sabine Frommer e a Ulrich Pfister. Grazie a tutti voi.